Sketchy! Io faccio Uno sketch. Allora, signor Capello, che cosa ne pensa da quanto lei è allenatore della squadra? Si giri! Innanzitutto ritengo che è una bellissima esperienza, mi piace tantissimo l'ambiente, molto caloroso, dal punto di vista tecnico-tattico la cosa mi piace, e adesso vediamo un po'. Bravo! Penso che è stato per tanto tempo allenatore del Milan e oggi lo sostituisce Ancelotti. Un parere su Ancelotti? Qua vicino a me glielo passo subito, ma io ho visto molta di più di lui. Ma io innanzitutto con queste cose ne inventa uno e io quando ho un certo birra cosa che non ha cosa me lo dire ora? Sì, scusate Ora passiamo all'allenatore della Juventus, a Ranieri. Signor Ranieri, cosa pensa di questa squadra? Ieri abbiamo vinto 4-0, mi è piaciuto tanto, niente, il primo tempo mi è piaciuto tanto, la squadra era carica, ho parlato, ho caricati, i ragazzi l'ho guardati, mi sono parlato, secondo tempo Lei sa che Luca ha giurato un suo ammiratore? sì, non lo sapevo, scusate, ora vediamo cosa dice. A tutti, io ovviamente il Caio Ranieri lo voglio tanto bene. Allora, io qui ho un grande ospite mio che è Luca Dononi, che mi vende ma la lassina. Scusate, ma di lassi, Valentino, non molto perfetto. Va bene. Allora, a te, Raffaele Dononi. Ma io innanzitutto qui voglio presentarvi il mio materazzo e Presigas, Massigas, insomma, cosette varie. Vediamo un pochettino cosa ne pensa questo splendido bambino su questo bel materazzo. Cosa ne pensi, bel bambino? A me piace tanto questo materazzo, compratelo, davvero è veramente comodo. Grazie bel bambino e adesso passiamo un po' la riga a Maurizio Mosca. Buonasera a tutti, buonasera. Vi do quattro bombe di mercato, Che ne pensate? Come? Va bene, iniziamo. La Juventus è piombata su Lampard, 2 milioni di euro a stagione. No, ma la Juve ha detto no. È passata su Gerrard, 700 milioni di euro. Bomba! Ancora! Adesso siamo qui dallo stadio Giovanni Ugheria, stadio gremito di ogni ordine di posta. Vediamo il commento tecnico in seconda di Aldo Serena. Cosa ne pensi tra Italia e Inghilterra, Aldo? Partita molto bella, squadre molto importanti, due grandissimi squadroni, c'è l'Inghilterra che ha grandi giocatori come Lampard, c'era al centrocampo, invece l'Italia c'è gente come De Rossi, Pirlo, che uno rompe e uno imposta, questa è molto importante. Ok, grazie Aldo, vediamo un po' le partite, come sta per iniziare. Anzi no, passiamo subito la linea a Cucchi, dal minuto per Roma-Juventus, a te Cucchi. 44 primi, 32 secondi, la Juventus è in vantaggio per 1-0, grazie alla gol segno da David Trezeguet. Nel periodo non collegato, la Juventus ha sfiorato nuovamente il raddoppio grazie alla traduzione di Molinaro, colpo di stupendo di Trezeguet, grandissima risposta di Doni che ha messo in la Roma sempre più non collegato, ha risposto grazie a un grandissimo traversone di Tadei, bella azione di prima, dove Totti ha tirato e un super buffo ha detto di no. Andiamo sul live, vediamo che l'azione avanza in contropiede, prova a avanzare con Tadei scarica su Giulì va verso Totti, il tiro e il palo, il terminoso Salerno. Bombardini 1-0 Salernitana! Grazie.